eccoci qua, è partita, voglio, è partita. Ottimo, direi. Allora, voglio, ottimo, penso che sì, ok, penso che è tutto. Vado subito sulla pagina dei commenti e vi saluto innanzitutto a tutti quanti, vi do un grande bacione, anche se non so ancora chi ci sta in linea, però vi saluto così a schiaffo. Volessi in coppa pagina, già ci sto sulla pagina, però oggi è la seconda volta che mi capita che praticamente non vedo i commenti. Vabbè, comunque, prima o poi spunteranno. All'inizio mi ricordo che era capito come si faceva, praticamente andavo sulla diretta e vedevo che tutti quanti voi già commentavate prima della diretta e io vi salutavo pure, dicevo buonasera, voglio fra poco inizia, poi manca più questa soddisfazione ora a mamma e YouTube, perché voi sapete che c'ho un rapporto con la mamma di YouTube, quindi lui è un po' geloso di me YouTube, perché sa che io mi tengo la mamma e quindi c'è anche un po' questa cosa che io capisco voglio, ovviamente non è bello che comunque la madre si frequenti con un tipo come me, perché comunque deve essere un piccolo trauma per questo YouTube. Vabbè, comunque noi, io voglio dire che comunque io voglio bene alla mamma, non è che è solo sesso con la mamma di YouTube, quindi cioè, è proprio amore. Però niente, è geloso e quindi non mi fa vedere i commenti. Comunque mi tengo a mamma di YouTube, te lo voglio dire proprio apertamente, così davanti un po' a tutti quanti, così lo sai, ti metti l'anima in pace e vedi che così. E niente, mi piacerebbe proprio salutarvi di persona, mi piacesse proprio leggere i nomi vostri, mi piacesse i vari cassaggi Gesù misericordioso, i vari cassà Raffaella De Fazio, Umberto Zuccarini, ma addirittura pure Pasquale Frattini, proprio addirittura anche lui, mi piacerebbe salutarvi con i vostri nomi, ma purtroppo YouTube fa sempre struzzo con me, c'è sta poca fa, è proprio, non so, un po' geloso di questo rapporto con la madre. Ma che già fa, voglio, io aspetto un po'. Poi il cagnato qualcosa, può essere lui che il cagnato qualcosa con YouTube praticamente, e io sto sempre arretrato. E vabbè, comunque siamo ancora pochetti, quindi alla fine ci possiamo aspettare un altro pochino, possiamo aspettare un altro pochino. Nel frattempo ci faccio caso, si può ridurre questa maglia con questo Geco, cioè che se è una maglia che metto dentro la casa, voglio dire che esce con questa maglia mi savi, non mi sono ridotto ancora a questo livello di zingaraggine. Queste sono magliette per casa, quindi mo mi vedrete spesso vestito con magliette, con magliette della canale, saluto da mia moglie, cioè, quindi non vi preoccupate, è una maglia dentro la casa, ci tengo a precisarlo. Lo dico di nuovo, che se la maglia per dentro la casa, no, perché agisse la bella buona erano 15 quando ci stava, poi siamo arrivati a 20, quindi lo dico per i nuovi, quelli che si sono collegati. E mi dispiace che non riesco a leggere i commenti, una cosa mai capitata. Mo riavvio la pagina, proviamo. Fosse mai una cazzo di live che non ci fosse, non ci stesse un problema in sta maniera. Una momento, secondo me, una live proprio bella pulita, a non si sentiva buona, a non si vedeva buona, a non si bloccavano i commenti, sempre proprio una cosa. E vabbè. Aspetta un attimo, qualcuno sta scendendo pure un po' a Facebook per dire, ah, oh, cazzo fa maronna, alleluia, alleluia. I commenti, quando è bello, mi sento, perché ma io mi sento un cretino, già è difficile a parlare nel suo computer così solo tu in stanza, poi non si sente manco i commenti, non legge manco i commenti da abolisce, comunque siete qua e vi leggo tutti quanti e vi saluto tutti quanti, ora vado indietro con il mio mouse di 5 euro comprato dai cinesi. Ecco qua, Pasquale Frattini è il primo, poi ci sta Deddi Giannoccaro, Giuseppe Grasso, Nicola Monda, Mattia Sepe, Rosita Rossi, che non ci conosciamo, Rosita, molto piacere, dice sta più Salvatore Romano, un grandissimo Salvatore Romano, veramente uno di quei ragazzi che condivide vite capala, cioè condivide tutti i video nostri. L'altro giorno mi pare che sabato hai condiviso 5-6 video nostri. Io ti ringrazio veramente a nome di tutti, cioè sono solo il capo, però a nome di tutti ti ringrazio. Poi c'è sta Jenny Ruggero, un grandissimo, che pure lui, grande condivisore, i grandi condivisori questa sera. Poi c'è sta Giorgio Impradice, che invece è un grande cagacazzo, no, non ne voglio bene a Giorgio, che oggi mi ha scritto e gli ho scritto anche io, Domenico Sarnese, Serena, no, già ce l'ho detto qui, pochissimo, YouTube. Ah no, c'è sta pure Forza Azzurri che è grandissimo, io non mi ricordo di Forza Azzurri, però forse qualche volta ci sei stato, ti saluto, 1988 Nemesis, che
che ci sta spesso e volentieri, Ale Falco, che pure lui è un affezionato alla live, Fraxman DJ Francesco Ratti, qui voglio grande allora, Francesco Ratti, se non sbaglio, sei un ragazzo che una volta hai addirittura remixato l'intervista per 20 milioni di euro, lo prenderesti in culo. Se non sbaglio, sei tu. Ti ringrazio perché fu una bella cosa, una bella caso, ma andatelo a vedere su YouTube il remix dell'intervista di Inculu. E poi ci sei più. Tantani full, ma no, Tantani full è chi dice parole, ma no, Tantani full per chi non lo conoscesse, non voglio, che praticamente voglio bene, per carità, però ci sembra male parole, cioè poi chi si è partito stasera ha scritto Anna affetta cappelle, cioè poi dice si parole anche particolari, non è che dice quelle la solite, sai che conosciamo tutti, dice pure queste parole tutte strane, come se fossero certi quiz, non so, qualcuno su Facebook, fammi dire, a posto. Niente, no, non pensavo che era qualcosa inerente a questa sera, pensavo che qualcuno mi dicesse qualcosa. Voglio scusare se mi rispondo a Facebook, però sto facendo una live, quindi se mi ci state guardando rispondo più tardi, non qua. Andiamo avanti. Andiamo avanti, niente. Non so se vi è piaciuto il video che abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto un mese fa su video praticamente andavamo mi sa ieri perché ci hanno dormito malamente a livello di montaggio e roba varia. Ma anzi, mi ha fatto molto piacere che ho visto che qualcuno ha commentato che mi è piaciuto, addirittura qualcuno ha detto perché non facete nada di questa maniera, il pappagallo 2, cose. Ma a me mi ha fatto assai piacere perché inizialmente non credevamo che questo video poteva piacere, anzi è stato il primo video forse che abbiamo fatto, cioè le immagini le tenevamo nella videocamera e poi ma che l'abbiamo mettere su video, l'abbiamo fatto. Nel frattempo abbiamo fatto altri video e poi dovremmo sempre su video a mettere, ma che fa l'abbiamo montato, l'abbiamo visto ed è piaciuto e sono molto contento. A dire la verità, non me l'aspettavo. Quindi mi ha fatto assai piacere. Saluto pure Tomido, grandissimo Tomido, che sarebbe un magno mi c'è stato telefono l'altra settimana che, voglio, credetemi, ancora ci hanno accucciato telefono. Cioè, oramai si è capito, danno e 45 euro l'abbiamo assodato, però si figli e drocci che ha raggiunto il telefono. Praticamente sono 2 settimane, cioè io penso che ci sia 2 settimane fa più o meno, ancora ci hanno il telefono. E che ma fa? Viene mercoledì sì, viene mercoledì sì, rimane mercoledì, rimane dopo domani, e mercoledì, e c'è mai più telefono, si ciuranno, speriamo, o se no tenga a chi su magno in diretto, ma cagato cazzo, ce lo dico pure come stava, perché poi mi pressa, come se io stesso a conciare il telefono, da bucchi nella sola, che già c'è il cassaggio su 45, comunque. Diego Marino, grande Diego, Virgilia, grande Virgilia, ciao zio Frank, finalmente sono entrata in live, buonasera a tutti quanti, Virgilia vi saluta, Virgilia poi ci sta il mitico Gno, che veramente oramai penso che voi lo conoscete, ma chi non lo conosce, chi così si chiama, così sta scritto e così lo nomino, cioè che è proprio un uomo su, tra l'altro poi c'è una cosa che proprio niente, live, oggi abbiamo controllato niente poco di meno che a Lello Arena. Io spero che lo conoscete, il grande Lello Arena. Mi savi, teneva una capa tante, una barba tante, cioè ha sempre avuto lui una barba e una capellera molto folta, però teneva non so, non c'è spuglio proprio, però che onore vedere Lello Arena, cioè, ha fatto i film con Massimo Troisi, una cosa assurda, una bella sensazione allora. Poi all'inizio ci fa fotografie questo, poi mi sta a buttare e ti facciamo queste e ce l'hanno fatta passare. Poi belle borse, i miei pietevoli, no? E poi a un certo punto mi sta buona, la pietevoli ha insistito, a me non volevo tanto insistere. E te già mi ci ha fatto una fotografia, se mi facciamo fatta la fotografia, è venuto cesso, proprio la fotografia, infatti l'abbiamo pubblicata perché è venuto proprio veramente l'autoscatto, non voglio manco selfie perché mi è antipatico, l'autoscatto più brutto che si può vai in coppa a Facebook, l'hanno fatto noi. Cioè siamo venuti con una faccia wall, cioè l'Arena c'è brutto lui. Noi pure ci non scherziamo, poi siamo da vicina, cioè che rientra, facciamo il perimetro in mostra, non l'ha giusto manco mettere perché. Quindi ve lo dico, abbiamo buttato dell'Arena, ma non metto la foto perché veramente un cesso e voglio evitare che belle pure una roba magnata una fotografia che non fa a Facebook veramente è da bumbare perché è bruttissima. Però è stata un'emozione incontro, quando è una cosa strana, quando vedi a qualcuno che tu dici un idolo, no? Tipo uno che hai visto i film, no? È una bella sensazione, una bella cosa.
a poi nell'arena pare che veramente non arrivo mille ripari non singolo, che si è tutto vestito nero, questa capatana, una cosa assurda. Comunque andiamo avanti. Giuseppe Sedan, no, sto prendendo nomi nuovi stasera, oggi mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Il commentatore non curante, invece che già c'era, l'altra volta, mi ricordo. Vabbè, leggiamo due commenti. Vabbè, tanti anni fu lo dico a fare, ho fatto la ricerca parole, mo, la città di struggicazzi, che sarebbe la traduzione di quello che ho detto prima, che era una cosa con le cappelle. Comunque, lo so. Giuseppe Sedan, it nominami da Giugiano Monato, da Giusaldo, Giorgio Imbradice invece dice voglio aggiungetemi su Facebook, facciamo una chat tutti insieme in un gruppo che ne sacci. Vabbè, voglio, Giorgio Imbradice cerca un po' di amici e quindi questo è l'angolo, diciamo, la live è l'angolo della socializzazione, voglio aggiungetelo, cosa faccio negli altri, non lo so. Giorgio ti sente un poco solo, che non so, che c'è un periodo di un po' di... Comunque aggiungiamola, Giorgio, facciamo compagni. Fraxman DG Francesco Retta ha detto sì sì, allora mi ricordo bene che eri tu quello che ha fatto quella cosa del remix, molto, molto bene, la memoria non mi sta abbandonando. Il commentatore non curante, eccomi anche stasera, sì sì, daggi, no, ma lo sai che i bootleg sempre gli stessi commenti perché succedeva. Comunque, ovviamente non poteva mancare il solito commento fa brividare da porta, e già da gioco un po' di Sashmund proprio la porta, si vuol dire questo commento quando lo farete più questo commento qua. La bocca sempre parole e malaparole, sono belli commenti, sono sempre malaparole e poi lo si bloccano, sono malaparole lo si bloccano, allora giustamente non so cosa. Vabbè, come al solito vi ricordo sempre che inviteremo fra una quindicina di minuti Piette Pollo che ha preparato una poesia che vi posso svelare, che parlerà delle elezioni. Ma state su un cagagliano poco, non so se mi senti, sto facendo poco un cagaglio. Ma sai che ogni tanto provo a parlare in italiano e purtroppo mi cagaglio, quindi scusatemi se io ogni tanto non so. Come stai dicendo, questa poesia di Piette Pollo, questa si parla di politica, perché la situazione ovviamente delle elezioni ci ha consigliati, no, ma poi veramente siamo in aborto. Pare che siamo in aborto, che sta mia moglie a casa sta avendo fierestina, ha fatto rumore la maniglia, ecco perché mi sono impressionato, perché guarda tutto qua, ci sono fatto la porta, io metto paura. Comunque, che stai dicendo? No, ho fatto la poesia, stasera devo fare una poesia sulla politica, sul fatto delle elezioni. Ho fatto la porta, allora, eccolo qua, finalmente scattano dei due commenti ad andare a leggere. Ui, Luca Saviano, grande. Ui, Fabri, buonasera. Tutto bene? Sì, benissimo. Purtroppo le ultime live non le ho potute vedere. L'ho notato, Luca, che non ci stavi più. Per diversi motivi, ma ora mi voglio godere tu e Piettepool. Ok, benissimo. A Fabri, comunque il video del pappagallo spacca. Grazie, mi fa piacere questo fatto. Mi fa molto piacere. Tra l'altro, ci tengo a precisare questa cosa, che l'idea di questo video non è a me. Mo voglio video di questa cosa perché non è mio. L'idea è di Vincenzo, che già vi ho detto chi è Vincenzo l'altra volta, per chi ci sa, l'altra volta, 2 settimane fa, se non sbaglio. Vincenzo è quello che ora è il nostro cameraman, è chi che prende la telecamera e praticamente ci fa i video e ce li monta pure, attenzione. E Vincenzo aveva queste idee fa sto fatto, perché praticamente sta capato ultimamente, sta capato di fare questi fatti recchenti, di nostri cosa così mi sai, perché ci divertiamo. E quindi che facetto? Non mi ricordo quale video facetto, ma dopodiché dicetto voglio che mi fa, il prossimo quale mi fa. E dicetto Vincenzo, perché facciamo questa cosa tipo imitare la gente, no? Facciamo chiamare la gente e facciamo le stesse cose loro. O facetto pure, però era molto difficile, perché tirare mettere la rete di persone era fare cose che facevano loro. Per le persone oggigiorno, o perlomeno che le abbiamo chiappato noi, facevano tutte le stesse cose, o sentivano con il telefono in mano, o mangiavano. E quindi non potevamo stare a mangiare, se no ci facevamo tante, non potevamo fare imitare queste persone che veramente le persone mi sa che mangiano solamente, hanno notato questo fatto, o mangiano o stanno a telefonino, quindi non ci sta niente a ridere se tu imita uno che sta a telefonino o uno che sta mangiando, no? E quindi dicetto, ma poi facciamo una cosa, intervistiamoli e poi ci facciamo papà parlare da loro e parliamo. Da questo nacque questo video qua. Comunque l'idea è di Vincenzo, quindi sì, complimentatevi con lui per quanto riguarda questa cosa qua. E ovviamente proprio per i montaggi che non sono una cosa facile, quindi Fais è veramente bravo, gli fa bene. E te ne fai scimi pacifici che non ci sto a metterci un computer a fare questi montaggi che sono molto complicati. L'unica cosa che Vincenzo è un po' moscettino, non so se ci sta sentendo, l'unica cosa è un po' moscettino Vincenzo.
sto video dovremmo mandare un mese, l'hanno messo, ma vabbè, come fai? Andiamo avanti. Questo si chiama The Bella Trota. Praticamente, ciao, sono nuova nel live, ma ti seguo sempre su YouTube e Facebook. Sei grande, grazie, Trota, Bella Trota. Ti ringrazio, mi fa piacere. Seguici sempre perché noi facciamo video veramente una collanata. Non so se avete notato, questo mese di maggio io vi promisi che facevamo un sacco di video ed effettivamente stiamo facendo quasi un video a settimana. Però andiamo calma, voglio che non è facile. Comunque stiamo facendo di video e stiamo preparando altre cose che usciranno presto. Poi ammannanza, Soldier Gamer, ui raga, ciao, grande Soldier, mi ricordo pure di te. Forza Azzurri, troppo bello pappavallo. Ammannanza che commento 1900, appunto, tutto complimenti per il pappagallo, grazie, voglio, sono proprio contento che mi piace su sketch, anche se non vedo che fa chissà quante visualizzazioni, però non fa niente, non è che uno io vi dico solo una cosa, proprio vi esorto a, se un video vi piace, lo fa ridere, vi piace, se non vi piace no, ma se vi piace, ma che cazzo vi costa a condividere coppa che costa? Per lui è una grande cosa, perché per esempio vedo tanti che dicono per esempio, ah bello, così, fatto un video, mi scrivono, ieri spoco tutto a posto, mi fa piacere, perché no? Però poi non lo condividono, ma cioè per esempio, non lo so perché non fate proprio che uno ne è abituato, però per esempio se potete condividetelo, perché a noi ci fa proprio piacere, cioè ci fa come se ci facessimo pubblicità a noi, quindi se ci volete bene, che a noi vi piacciamo e vi facciamo ridere, condividete il video, solo che state premendo un bottone, a noi ci facete una cosa proprio enorme, perché vedere quando tu fai un video, no? Ovviamente ci ti impegni, ti piace, ti diverti, tutto quello che vuoi. Però è bello anche avere la soddisfazione di dire, se l'hanno visto 10.000 loro, se l'hanno visto 20.000 loro, se l'hanno visto 30.000 loro, cioè ti viene più sfizio alle fa, perché tu dici, ma se è vero un sacco di persone, e quindi viene più sfizio a farli. Quando vedi che per esempio o video per esempio su vedono poche persone, tu ti passi un genere, ma che sci, dai, fate tutto questo modello, può fare a 4 di loro, non sono 4 di loro, perché fortunatamente i video si vedono, i video di questi ultimi che stiamo facendo, però secondo me si può fare di più, secondo me si può fare di più. Poi se un video è brutto, ovviamente non mi clada quando dice, però se un video è bello, perché no? Voglio che scimata per me lo butto, cioè a me quando piace pure che condividi i video. Quindi questo è qua, chiudiamo questa parentesi. Rosita Russi, dovete fare una parodia del Mulino Bianco. Ma tu perché ti chiami Rosita? Allora giustamente vuoi fare la parodia del Mulino Bianco perché Gallino si chiama Rosita, se non sbaglio nella... Giuseppe, no, Jenny Ruggero, ci lo fammo sta dedica, Doriana è la più bella. Vabbè, Doriana sei la più bella. Okay, non so perché chi è, poi magari non c'è, non lo so, però comunque Doriana sei la più bella. Spero che non sia brutto, che veramente ci mo piglio tutti i geni, te lo dico che comunque Valerio Abbondante, grande Valerio, Valerio sei leggendo, Valerio Abbronzante, penso che non so che mo chissà che è l'estate, perché si facciano pubblicità dell'abbronzante della televisione, e quindi sei leggendo Valerio Abbronzante, che poi tra l'altro sono stata a casa una settimana ci sono da freddo, quindi non vai a vedere quando facciamo pubblicità magista, quando film magista, tenga a capo proprio chi in televisione da sta settimana, che ci viene dato la frego, che già l'avevo presa il mese scorso, l'unico che piglia la consecutiva aprile e maggio, tra l'altro, proprio i mesi proprio più cover piglia frego, ma una cosa inspiegabile, no? Una cosa nuova. Pasquale Frattini Fabrizio, scusa per l'altra volta, Pasquale, ma io ti agito a te, in più che ti dice perché tu sei un questa cazzo veramente di proporzioni proprio uniche, però oramai a te ti pigli come ti aiuta a cancellare perché veramente mi fate, cioè, si è esagerati, io so, chi mi conosce lo sa che io scrivo volentieri, rispondo a tutti quanti, mi diverto, parlo con voi, perché poi figurati, per me vi considero come degli amici, proprio uguali, un po' conosco, però vi considero come però tu sei un cazzo esagerato, tu fasci proprio mo fasci proprio, cioè mi scrivo ogni 3 secondi, ma che cazzo c'hai? Cioè, se mi sono 3 secondi fa, cioè, se ci sono ogni, già, allora ti aiuta, poi via, pasca, che ci facci, allora, Cimimmo, sei nuovo, sei nuovo, Fratama, hai scritto ottimo Cimimmo, io e Piette pure ci chiamiamo così per esempio, ci chiamiamo Fratama, abbiamo questa cosa, quindi mi hai fatto ricordare questa. Carmen Minerva, grande Carmen, buonasera Fabio, buonasera a tutti i ragazzi, quindi ogni tanto stanno pure il film, quindi voglio dire, ragazzi, manteniamo sempre un certo contegno, mi riferisco a tant'anni full che dice parole solamente, c'è un commento, ma c'è mai un commento buono, senza una mala parola. Comunque,
non so. Domito, ma non ricordarmi solo per il cielo, che non lo diciamo ai nostri amici che fa le copertine di Frank e Cielo, questo è vero, questo è vero. Mo hai detto una cosa buona, Domito, questo me ne scuso. Allora, Domito, oltre che a farsi rompere il cellulare da me, perché chi più non sa, evidentemente, no, se è scippato proprio il cellulare, allora su volevo cagnare, volevo, non so, allora se l'è a scassare, che è tutto un piano diabolico, il suo. Però oltre che a farsi rompere il cellulare da me, a Gece aveva dato Domito, oltre che ogni tanto ha fatto qualche video pure con noi, non so se vi ricordate il video di Tevez, poi ci stava più, i video quelli là, invia un sms l'ha fattisse praticamente, cioè la telecamera e lui li ha montati. Poi dopodiché Mos sta occupando le copertine, cioè non so se avete visto Ramsey su questi 4-5 secondi di gloria, no, è bravo, a livello di grafica, ha fatto le copertine per qualche video mo che abbiamo fatto, tipo Ruben, tipo Coccato Pazzi, Marico, comunque è bravo, cioè graficamente è bravo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, Domito, veramente, si serve qualche grafico, qualche cosa, cioè isso è proprio veramente, però se io servo oppure se io servo cellulare invece chiamate mamma io scasso e così ve lo aggiusto e è stato a posto volevo questa cosa qua comunque adesso no voglio pagare invitare a più pure perché se no mi scordo e poi leggo gli altri commenti perché usiamo metto a parlare e io tengo una bella chiacchiera metto a parlare finisce più andiamo un attimo a invitare a più pure ci mi mosso ogni tanto in grip allora calcio premuto, tengo la paura di premere qualche bottone streve, se la bella allora, come c'è lendo io, ma sta diventando proprio una talpa. Allora, invia invito Francesco Super V. State potendo un nome di 3 km. Francesco Super V invita magari la campanella come al solito che dovrebbe fare il tin tin, ha fatto la campanella a posto ci siamo voglio fra 8 minuti della seguita che so io Jenny Ruggero grandissima ha ricordato questa cosa voglio ho pubblicato sulla pagina mia su Frank e Cerrone e pure su Fabrizio Cerrone una cosa importantissima ci hanno mandato un video ai Pantellas che sono certi youtubers molto famosi al nord molto bravi subito pure Italia 2 a fare praticamente hanno fatto un concorso dove dicono mandatemi un video host e i più votati praticamente saccio cazzo come vincono e chi vince fa un video con loro non so spiegato come una chiave però vi torno a ripetere praticamente se andate sulla pagina i Pantellas People ovviamente mo come di chi non si capisce ma andate sul mio profilo l'ho linkata questa cosa andate su questa pagina c'è sto video per 20 minuti di euro lo prendeste in culo mettete mi piace facete mettere mi piace pure con Magnosso, dite come cazzata fa, facete con altri profili che avete, mettete mi piace, perché può essere che vinciamo questo concorso e facciamo un video che Vandellas, voglio, e fosse a Marone, perché Vandellas sono proprio famosi, se facciamo un video con loro, penso che pure noi ci vedono, cresce il canale, non lo so, cazzo, comunque ci spiace stare, se mi potete fare questa cortesia, c'è la seconda che vi chiede, che chiedo stasera, però non vi chiedo mai niente, che ci facciamo tanti video, facciamo tanti cose, faceteci pure una volta pure a me. Non si può mai sapere, vinciamo questo concorso, da mettere solo mi piace, non c'è niente, ok, se non avete capito quello che ho detto, sulla mia pagina c'è scritto tutto su Frank Cerrone e su Fabrizio Cerrone. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. No, me l'ha ricordato Jenny Ruggero che ringrazio, perché non si è discutato, pure io ci stasera ci sono fatta prima, come ha discutato. Vabbè. Comunque Carmen Minerva dice Fabri, ora mi preoccupa più il PD che le male parole sì, dico fatti cagare in giù di Renzi vabbè ma gli politicamente non ci capisco veramente nulla non ci capisco nulla di questa politica qua non ci capisco niente non ci voglio manco parlare perché sono discorsi abbastanza pesanti adesso designer un nome nuovo cioè designer 233 dice Celosi troppo non posso mi saluti in un video sponsorizzi e penso che già l'ho già fatto leggendo il commento comunque voglio designer 233 lo leggete qua deve essere un canale di non so dice qualcosa scrive qualcosa se no cazzo c'è comunque designer 233 Serena dice viva Vincenzo e la coppia siete fortissimi viva il pappagallo il pappagallo fa sapere un pappagallo più vecchio che fanno a pipì mi pare che sia un pappagallo comunque mi fa piacere per piacere andiamo avanti
Mattia Sepe, Fabri, in estate partirai o resterai a Pianura Beach? No, io resterò a Pianura Beach. Io prima partivo sempre, io a fare l'animatore in The Village, ora sono già 2 o 3 anni che non parto più, quindi penso che rimango proprio a Pianura Beach. Comunque ne sai, vabbè, Pianura Beach è famoso come tu sei Pianura, Mattia, no, perché sai, di solito qua a Pianura la chiamiamo Pianura Beach. Comunque no, rimango qua, rimango qua. Allora, Giuseppe Sedan, ti seguo sempre su Facebook, compa, grandissimo Giuseppe. Spero pure un po' a YouTube, perché comunque cioè, la maggior parte un po' a YouTube stiamo con i video, però pure un po' a Facebook stiamo spesso e volentieri, facciamo mini video, facevamo, ci rimmo non so altro, quindi comunque basta che ci segui. Sabatino 20 miglia, buonasera Cerone, ti seguo sempre e finalmente per la prima volta riesco a seguire la diretta. Sei finalmente, grande Sabatino 20 miglia, mi fa piacere perché veramente stasera vedo nomi nuovi, mi fa assai piacere. Milo D'Arco, voi Fabrizio, mo sto tornando da lavoro. Milo D'Arco lo conoscete già, c'è un canale di giochi, ma Milo D'Arco è veramente, ma da credere, mo sai, uno dice sempre fa pubblicità, cose, però Milo D'Arco è un canale di giochi. I morti non sono proprio appassionato, lui lo sa, io lo spiego, non sa a niente, manco questi però mo, c'è stato mo capire lui di Milo Darko perché poi ma il Facebook mi fa morire, cioè mi fa morire perché dice, ma a me fa ridere, non lo so, mi fa morire, ma lo so, mi ha fatto morire, sa, magari andatelo a vedere, a me mi fa ridere, di personaggio, un grande personaggio, Milo, mi fa morire, te la cittadella da auto, te lo dico di nuovo. PT dovrebbe entrare a minuti e nel frattempo andiamo a leggere qualche altra cosa. Oh, Davide Paracullo, bello, il suo cognome Paracullo, mi pare proprio bello, mi piace, napoletano. Fabrizio, avete mai pensato a fare un video insieme a... Scusa, avete mai pensato a fare un video insieme a Diego o altri youtuber napoletani? Complimenti, siete fantastici, grazie. Innanzitutto, sì, no, come no, ci pensate, pure con Diego ne abbiamo parlato qualche volta, però non è mai, io penso che lo facciamo video insieme, perché tanto comunque siamo in aula, stiamo qua, ci conosciamo, ogni tanto facciamo con live insieme, ecco, penso lo faremo qualcosa insieme, solo che non viene mai quell'idea, capite, che la cosa dice, ok, che si va sempre, però penso che verrà, prima o poi verrà un'idea, o a lui o a me, e dici, ma ok, facciamo questo video insieme, quindi penso che prima o poi si farà. Con altri youtuber napoletani, sì, si sta pure la Felo Paz, c'è sta, ci sta di Guagliuno, che non mi ricordo come si chiama, ci stanno dei ragazzi napoletani, però c'ho quella cosa che non gioca, no, facciamo video insieme, cioè, c'ho un'idea, poi lo sono così, non è che non voglio fare i video cullate, e voglio fare pure, però se ci stanno idee, già l'ho spiegato altre volte quando abbiamo fatto qualche live, ecco, pare che sono forzati, ecco, le cose stanno a fare, sì, c'è sta una certa alchimia, una certa chimica, come dice, no, ci stanno un feeling, come da già fare, ma sì, fai video così per fare, perché a fu bellissimo, fai video insieme all'altro è meglio che ne fai poco, perché poi uno se ne accorge che ci sono i video insieme che per pigliare gli iscritti, per fare più cose, a me passa anche poco, cioè uno la fa che sa da divertire prima di tutto, poi dopo che ben venga che tu ti fai conoscere il tuo canale Kill, che se viene a scrivere in tuo canale tuo, infatti io la penso così, questo è un parere. Poi ovviamente ci sa chi giustamente va a sangue, oh cazzo, fanno i video insieme, fanno iscritti che la palla, vabbè sì, sono cose che gli convengono ovviamente, ma comunque, Ciro Mangiapia, io l'ho condiviso, grande Ciro Mangiapia, ti voglio bene, sei un grande. Parlo poco a breve, però se non hai condiviso a Busco, lo dico, no, sto pazzendo. Allora, Salvatore Bellini, grande Salvatore Bellini che viene sempre a questo orario, che ha già la città da volta, il grande Salvatore sempre avuto 3:10. Occupate che Salvatore solamente per te in onore tuo inizierò la live alle 10, veramente, proprio diretta solo per te. Che dice, pensavate che me ne ero andato, invece eccomi qui, bella Cerone, grande. C'è Giorgio Impera dice, c'è lo sai perché non sto condividendo, te l'ha detto prima. Mi ha riscutato Giorgio, mi ha riscutato, me l'ha detto, vero, me l'ha detto qualcosa su fatto, ho fatto ho fatto che viene bocciato, una cosa che si mette tipo che si condivide i video venga bocciato, cioè che non può perdere tempo a condividere, proprio cazzo ce lo pure tu, basta che premi il bottone ci facci, cioè in un secondo, penso che perdi un anno scolastico perché ti metti a condividere i video, e non esagera. Allora, andiamo avanti, Domido dice, formidabile la spiegazione del voto dei Pantellas. E beh, sì, io lo so che non lo spiegare, però non voglio spiegare una da cosa. Io faccio già andando sulla mia pagina si sta spiegato buono, perché quando scrivo sono un po' più pare che spiego meglio. Quando parlo è un po' più difficile, ho 3-4 ore per capire bene il concetto di quello che volevo dire.
Giusto voi, grandissimi, il ritorno di Giuseppe Pesta la merda, che chi non crede che si chiama Pesta la merda, perché pensa che cioè, fosse troppo una cosa un po' così, però comunque mi è simpatico il fatto che si proprio pensate, dice, ah, poi mo mi iscrivo a YouTube, mi immagino lui una casa iscritta a YouTube, e giustamente sa, uno dice, come mangia chiamare, come non mangia chiamare, e sta pensata, e boh, Giuseppe Pesta la merda, cioè, comunque c'ho una certa fantasia, una certa io lo ammiro, ti ammiro Giuseppe per questa cosa qua. Poi la data c'è faccio mi battuto Giuseppe per stare a me. Dice Giuseppe, ma scusa, che non potevo cagnare un nome. Se nel caso ti chiamassi veramente per stare a me, non potevo io comune te cagnavo un nome. Dice sì, ho provato, sono aiuto comune, mi volevo chiamare Mario, ma non me l'hanno accettato. C'è una cosa che sta scritto quando mi faccio morire, perché è stata una grande battuta. Che forse mi fa solo a me, però comunque mi ha fatto ridere. Allora, Giuseppe Pesalamed presente come sempre grande. Giorgio Ibra dice e poi fai un video che i Vandella e poi fai un video che i Vandella se ti scordi di noi oggi mai Sam ma che mangia pare che sto facendo un video a parte il fatto che sta a vincere prima e penso che dice no, abbiamo prima a vedere abbiamo mettere prima mi piace un po' a sto video prima di parlare primo e fa mettere mi piace con magni secondo. Terza cosa, ma che stanno facendo video con Leonardo DiCaprio? Comunque, andiamo avanti. Poi Pascal Frattini, per esempio, ti avevo perdonato, però mi hai scritto chi c'è dietro la porta e quindi torniamo di nuovo al rapporto di prima che stanno appiccicando. Pio Graziano, fammi tutto a posto, grande Pio. Pio, non so, Pio, tu già ci stai, non so, poi ti leggo per la prima volta, mi fa piacere che ci stai, comunque tutto a posto, Pio, tutto a posto, aggiunto pochi frega, mo, da maggio che ci sono fatto che aggiunto pochi frega, però mo, penso che mi sono ripreso già, anzi oggi mi hanno schiattato pure solo, non ne andare, ma ci metto pure solo la bocca e via, e perché già c'è 5 giorni in due a breve, cioè, è una cosa assurda, si pubblicità che fanno, non si capisce, brava Giovanna, cioè, non so, si chiama pubblicità della Saratoga. Ma una cosa proprio, cioè, proprio ridicola, smazzicata per la pubblicità. La canzone, proprio, la Giovanna, secondo me quello è stato motivato. Allora, cioè, 1988 Nemesis, Prizzo, ho votato. No, possiamo pensare ai voti, se sono fatte le elezioni. No, hai votato, vabbè, hai messo mi piace, ovviamente. Grazie, grazie Nemesis, grazie. Veramente, dicevo, voglio, mettete un mi piace, non passa sto video, mi fai una bella cortesia. Allora, il Pannaggi mai vinto un guazzo, cioè io no, non è che poi gli anni nuovi, però ho mai vinto, cioè queste cose ne faccio mai, però questa soddisfazione che ce la fa ancora, da aggiungere un concorso, no? Cioè, sarebbe sfizioso, ce l'ho scritto. Di solito non scrivo mai queste cose, un po' con coppa a Facebook. Allora, voglio invocare... Eh, ti cazzi il muro, ma ci deve perché infatti scritto ogni tanto sotto la porta, ma senti il muro mi mette paura. Adesso mia moglie sta accadendo. Allora, Jenny Ruggero stiamo a 98 like per ora, ottimo, me l'aspettavo, che la ci mi busta una bustola, sta una bustola, no? Poi non so paziamo sta una bustola praticamente tenevi come si chiama le cose che si mandano nella busta ha fatto così siamo avuto mangiare la casa perché non da sto silenzio in sta stanza se non piccolo rumore ne metto comunque Salvatore Romano un commento buono te chiavasti spieghiamolo che te chiavasti è un video non è che Salvatore Riccione è un video che abbiamo fatto noi un paio di mesi fa per la parodia della grande bellezza per chi non lo sapesse ma penso che lo sapete perché siamo sempre stessi quindi comunque no, sto aspettando che scattino là di commento perché si sono bloccato come al solito. Pietrepullo che già ritarda, mo chiamiamo pure a Pietrepullo il messaggio c'è 22 e 4, fa sempre tardi ultimamente Pietrepullo, cioè, a poco del computer che aveva lo cesso, quindi la connessione è peggio di amici, cioè, l'unico uomo che tiene una connessione peggio di amici è Pietrepullo, penso che mi dà ancora adito di mattiggiare ancora la connessione di amici. Mo chiamiamo direttamente e gli diciamo questa cosa. Allora, aspetta, sono bloccato sul partenariato dei commenti. No, parla, ci facciamo su chiamare, si chiamano frati Domenico. Allora, brava Giovanna, brava. Voglio solo che sta canzone a capo. È diventata il light dell'estate sta canzone, brava Giovanna. Peggio di Pittarusso, cioè penso che la Pittarusso era proprio peggio, invece brava Giovanna si è superato, ha superato Pittarusso. Brava,
Ah, ma sempre fatto l'extracomunitaria a casa tua, venite. Che sempre... e vabbè, e vabbè. No, poi chi l'ha preso, ci sta che è ritardato un po', ci fammo chiamare. Comunque ci sta tempo, sono ancora... Sì, stiamo ancora qua, stiamo a metà, quindi la voglio fare. E vai, ti aspetto. Vabbè, da aspettarmi. Ciao, ciao. E tu hai i piedi di culo, no? Praticamente a casa sua, a che sopra, si mettono, si collegano tutto quanto. Cioè, tipo pure il formico, i scarafoni, i topi, no? Questi zanzare, si collegano tutto quanto a casa sua. E quindi la linea non sorregge, perché è una linea di processo, ovviamente, penso, cioè, peggio di un amico. Quindi alla fine non si riesce a collegare per ora, però comunque il bello buon trust. Quello che mi ha dato un po' cazzo a me che bella buona entra e mi sto nel recchio che tenga la cuffia, quindi quello è l'obiettivo suo. Comunque andiamo a leggere altri commenti. Lo so, 97 mare chiaro. C'è una cosa che pensi della stagione del Napoli? Cazzo, a me piace domanda perché mi sento tutto, sai, di quelli là, ci mi fai la trasmissione, a che già pensava. Cioè, in volessi parlare di Napoli, perché poi qua sta proprio con Guaglione, pare che si piglia, cioè, giustamente mi immagino, di vanno loro, dice, ma chi si può smettere a fare di pallone, a buffare ma uovo, che hanno ragione, ovviamente. Però che adesso, sai, si dice una cosa, proprio detta così, a me mi dispiace poco, che io pensavo che Napoli la diciamo come uno struzzo poi, però pensavo una poteva vincere lo scudetto quest'anno, non so perché, c'avevo questa idea che sia stato quando si è accattato Higuain, mi sono casato su lì, visto che si è accattato Higuain, a Mertens, sta buona, lo dava un po' fa, no? E invece va per il terzo posto, quindi a me un po' deluso, sono stato un po' deluso, anche se comunque dopo tutto quello che ho potuto, il terzo posto è buona, Coppa Italia, tutto il resto, però un po' sono rimasto un po' deluso, io personalmente, però non parlarmi pallone che te ne frega più. Adesso Salvatore Bellini, qui Giuseppe, siamo venuti tutti e due nello stesso momento. Coincidenze? Io non credo proprio. Salute da Salvatore Bellini. Sì, vabbè, si trasudano insieme. Giuseppe Pessalammed e Salvatore Bellini. Gianmarco Gallo, grande Gianmarco. Buonasera Fabrizio, grande Gianmarco. Pure lui, un ragazzo molto molto educato che ci segue, che mi scrive, che ci chattiamo. E tutto a posto. Paolo Polix, chi è? Qua c'ero io reputato quando fate una bella parodia. A proposito di parodie, infatti noi a stiamo scrivendo una parodia e non vi dico un po' qua la canzone perché forse già l'avete capito perché c'è stata una canzone mo in giro un po' più bella e stiamo scrivendo questa canzone poi ci vede freve già ovviamente non sono messa la faccio perché stiamo 38 freve non mi pare uguale però se riusciamo a fare questa bella parodia secondo me che cazzo assai perché boh, sai, no, stai dicendo una cosa, però comunque che cazzo, dico solo che se sia riusciamo a fare, se ce la facciamo, perché purtroppo Viette Pulla da partire, fra un po' di giorni, fra una quindicina di giorni parte, va a fare l'animatore in due villaggi, quindi alla fine non ci sarà per un paio di mesi. Lo so che sto dando una brutta notizia, oppure me ne fotto proprio, non ripeto, me ne fotto perché Viette Pulla oramai è diventato un pezzo quasi insostituibile di Frank Cerro, quindi a me mi mancherà molto perché a Mario Umma fa senza di lui e quindi penso che Ciacim riusciamo a fare l'ultima parodia di Piette Pullo o se no se ne parla a settembre però intanto comunque facciamo altre cose non è che non facciamo niente di più poi se pure facciamo bocca da parodia cioè, comunque sicuramente facciamo fine a oggi fa fine agosto tanto tengono cazzo a fare non devo andare da nessuna parte quindi si può fare tutto allora so. Mannanza. Poi Giocondo Nicastro, grande Giocondo, dove pure non si preoccupare, Gioco, che tutti i soldi ci stai sempre. Buonasera, Cero, alla facciaccia tua da 41 iscritti sono passato a 45, mi sto riprendendo e comunque che mi sono perso. No, non si pezzi niente. Ho votato una mese, se fanno un riassunto della puntata, ti direi che vabbè, ho giocato la frega settimana, l'ho detto. Ho fatto un bagno mica, cioè ci ho cassato Fortnite, però dici sempre il fatto che mi ci cassato telefono, non dici mai che io faccio anche le grafiche di Frank e Cerone e questo è. E poi c'è stato Giuseppe Pessa la merda, che stiamo variando un volume, poi non so. E poi ci stava tanti anni full che dice male parole ma nessuno dice più. E Pasquale Frattini si facendo pace, poi hai tu fatto la porta, guarda chi c'è della porta e ci hanno appiccicato. Questa è la reazione di questa puntata, cioè di questa prima parte della puntata. Ah, e PT Pool che non riesce a trasferire perché a casa sua stanno collegate tutta, pure il CES sta collegata a casa sua, qui non si riesce a collegare. Ok, ora ci riprendiamo un'altra volta. No, allora, Mattia Sepe, no Fabrizio, sono dei Camaldoli, ma una volta su Facebook mi pare che hai scritto da qualche parte pianura B. Ah, ecco, perciò
per la cronaca, questa è la seconda volta che partecipo a una tua live, ti seguo da sempre. Io pensavo che tu, Mattia, a Gicciata, pensavo che tu sei sempre nella live, non penso capo per capo, no? Pensavo che tu sei uno fisso di questo appuntamento della live, invece no. Boh, ma pensavo che tu ci voto, perché, boh, non so, cioè, boh, sta avendo proprio l'Alzheimer a me, quindi figuriamoci. Comunque, Angelo Di Micco, viva il catetere ad che pappavallo. Bello, su scherzi non è mai chiama il catetere, ma fa su doppio senso, eh? Il catetere, il vostro pappavallo, comunque, oh, mi ci fatto il piacere su sketch papà, mi fa molto piacere. No, non credevo proprio, non credevo proprio. Guarda visto come si chiama? Scrocca, ridi e condividi, questo è bellissimo. Fabrizio Scassano, grande, non so se sto scassando, penso cazzo, sto scassando, però comunque fa piacere. La posso commentare da porta, veramente, da oggi, ma da credere, però pochi fantasia, ci sembra la stessa cosa, ci tipo, ci mandato una Milo Darko, grazie Fabrizio della pubblicità gratuita. Ma vuole gratuita, Milo, tu mi hai mandato, e cominciamo a mandare un po' di soldi, Milo, perché qua non è più mi fa sembrare pubblicità senza niente. Non lo so, cadimi la famiglia, cioè, non lo so, spaziano, Milo, ma figurati. Poi sembra 5 euro non mi prendo ogni tanto mi mandi 5 euro, sai, ti do il mio IBAN che non ce l'ho, tu mi dai 5 e mi fa molto piacere. Giuseppe Grasso, Fabri, non mi dire niente, ma stasera la connessione fa schifo e si blocca, purtroppo devo staccare, dovrò vedere metà live domani. E mi dispiace, Giuseppe, il voto capita a me, il voto capita a te. Purtroppo queste connessioni di oggi sono un po' così, sono un po' cesse, quindi alla fine dobbiamo un po' pazientare, però ti dico la verità, sono più contento che la mia va buono, perché poi zumbava la live, un attimo solo il telefono. Pronto? Frate, ma lo? Mm. E mo da passare, stai aspettando. Amo! Devo Francesca al telefono un attimo. Posso venire? Ciao. No, perché pure ha problemi proprio a livello con computer suo, no? Perché prima si muove a casa sua e praticamente mi sono piattati i capelli, non so se si vede, ma ci dai i capelli, pensi di sì, perché, pensi di sì, che cazzo ne sapevi, cioè mi rido, tipo, fa un capo un panettone, un capo proprio, diciamo, proprio inguardabile, un po' veramente un panettone proprio, non so, poi quanti ne frega, pare che ti crescono i capelli, non lo so, 5 giorni mi sono cresciuti i capelli sta maniera, non è che tenevo curto, però belle cose. Sono andato ai capelli a casa sua perché lui è il mio barbiere di fiducia, proprio perché non pago, quindi ovviamente vado là a sparagna. E mi sono andato ai capelli e praticamente sono con mia moglie ha cominciato un attimo computer ice, che dopo il processo veramente, e mia moglie ci ha cancellato questo, non so che tenevo troppo computer. E poi praticamente diceva, faccio computer sono stati i numeri, no? Comunque, che se ne cosa proprio, mi dispiace se riusciamo a collegare, mannaggia la puttana vergine, comunque manca ancora un quarto d'ora, voglio sai che ci sta Gesù misericordioso, chi lo sta Gesù misericordioso, ce l'hanno poca energia positiva, purtroppo non c'è, si bella e buona facesse una grande trasudo Gesù misericordioso, poi essere trasudo per te, mi dispiace perché c'aveva questa sua poesia, ero sempre, cioè io sono sempre curioso da sentire perché non la faccio mai, come è una sorpresa per voi lo è anche per me. Comunque in tutti i casi dopo andate sulla pagina Frank e Cerrone e se non essa comparimo in da live va a verità ma va a ripuriare no. Comunque la speranza non è mai è l'ultima a morire. Comunque andiamo avanti. Il favorista Giorgio la dice, hai scritto sto stanco, bellissimo, sto come c'è uno sta stanco ride. Vabbè, comunque andiamo avanti. Non so, comunque si stanno sbloccando i commenti. Poi Antonia Mennillo, Amore Core Lob, bellissimo. Antonia Mennillo è una ragazza che assomiglia un po' a Miley Cyrus, è un po' con capello diciamo, biondo, cosa, un po' con la faccia, sai, tutta fine come Miley Cyrus. E praticamente, no, perché mi ricordo questo fatto che te assomiglia poco a Miley Cyrus. Ma non so, ci pare che ti fatti i capelli, però ti fatti, cioè, ti stai facendo crescere, stai facendo te l'hai tagliato biondo, penso, però peccato perché veramente ci somigliavi anche un po'.
Anche se ti dirò, mangiato la cheat sta cosa, che allora dovrei tenere io in da umano, io ma tale quale a Miley Cyrus, solo che era piccolina, o Miley Cyrus non sa 50 anni, 50 anni, però ma immagino proprio più alta, sta era un poco bassina, però ma proprio faceva impressione, ma ci somigliava malamente, lei giustamente penso che lo sapeva perché teneva i capelli come esse, teneva un russetto russo, e io volevo quasi fermare, volevo dire, ma c'è molta fa, però non tenevo i bigliettini, di solito cammino sempre con questi bigliettini, i franchi e cerrone, no? Perché poi quando stiamo facendo il candy di camera, mi sai, a roba di cimma vicino ai persone, per la prendere un po' canale, no? E quindi cammino sempre queste cose, e chi non ne tenevo. E la volevo fermare, però cazzo ci diceva, la volevo fermare, ci volevo dire, guarda, comunque te lo subiettino la visita perché se poi sai, si potremmo fare qualche parodia, ma fare qualche, cioè, che cazzo fate che tu assomigli a Miley Cyrus, potessimo fare qualcosa, però non avevo i bigliettini, c'è tanto la fanbook, non la film più. Ecco, chi spera l'avrei in giorno, che tengo i bigliettini da sacco, è proprio uguale. Devi dare colore, Antonia, pure tu ci somigli, però sta paglione ma era proprio uguale, uguale a Miley Cyrus. Spera acchiappare un giorno perché su questa cosa bella. Comunque, Anthony Hardy, addirittura, io magari ma se stiamo proprio americanizzando oramai, chissà, questo sicuramente poi è da Furcello, però si chiama Anthony Hardy. Ho appena visto, mi piace il vostro video sui Pandella Spippo, siete grandi, grande, grazie Anthony, veramente la faccia mia sotto ai piedi tuoi, no, voglio bene, voglio da mettere su mi piace che mi fa piacere, se la maronna vicino, ma da credere, non vi offre a tutto quanto una pizza, perché sennò veramente la sta a fumare, però, voglio bene, facciamo video una collanata, vi accontento con i video, se vi fa piacere sempre, se vi piace. Rosita Rossi, io sono Rosita Mulino Bianco, ma sì, la gallina, cioè, galline pure stasera stanno vicino al computer. Comunque, non posso immaginare una scena della gallina vicino al computer, mi fare solo a me questa cosa, scusate. Salvatore Aiello, buonasera, Salvatore Aiello, proprio è venuto proprio, cioè, orario proprio i cavaliere, 22:17, proprio così, senza, cioè, no, Salvatore, non, cioè, no, se no non esiste, non è a questo veramente. Cioè, domani accompagnato dai tuoi genitori, per forza, non può venire a questo, non esiste, no. Non sei perdonato, non sei perdonato. Nemesis, Francesco non entra, e poi ci sta provando, Francesco sta provando a entrare, però purtroppo no, non lo so. Cioè, abbiamo altri 12 minuti per sentire la poesia di Piette Pulga, però io preghiamo tutti noi nella nostra mente su questo fatto che Piette può entrare. Vabbè. DJ Francesco Ratti tiene un nome troppo lungo, però uno devo pure ringraziare, tiene un nome troppo lungo. Fraxman DJ Francesco Ratti, ma poi Ratti non so se è un cognome tu Ratti, però penso che è un cognome tuo, perché se l'hai messo tu come cognome, che cazzo, c'è sta andando cognome proprio Ratti, dai, veramente. Però vabbè, come faccio un cognome tuo. Comunque, Jenny Ruggero, brava Giovanna, brava, non ce la faccio più su brava Giovanna, brava, da fa cortesia, cioè, capo il dì, no, brava Giovanna, brava, no, che lo fa una, cioè, che lo fa una pittata, ma non manca una pittata, che lo fa con chi lo può fa proprio tipo che lo sta con cancella così, no, cioè un pezzo di cancella così, che lo fa una pittata così, in un secondo, tu quanto brava Giovanna, ma brava che ha fatto una pittatella in un secondo, ma non ci capite, e che mi fa, e i pittori che fanno i fragoli, che mi fa, che facciamo tutto, a Pietrusso. E poi tra l'altro, poi non è che, a parte che non è stato bravo perché ha fatto una schifo, è buono però, questo lo possiamo ammettere, veramente è buono. Allora era bella, la canzone poteva fare buona Giovanna, buona, allora fosse stato più credibile, buona Giovanna, buona, fosse stata invece brava, no, perché ne ha fatto anche un cazzo, quindi, e poi sta canzone arriva, comunque va anche questa canzone, per la città, si pensa che a loro questo ambiscono alla pubblicità, e che si catenna in capo, come davanti, basta che davanti, e olè. Chiuso la parentesi, brava Giovanna, brava, andiamo avanti con i commenti, che purtroppo ogni tanto si bloccano e mi dispiace perché voi state scrivendo, spero, io non posso leggere, comunque ecco qua. C'è sta pure ma dai cazzo, mi ricordo che è sempre un bel nome, ma dai cazzo, felicissima sera a tutto quanto, grandissima entrata alla Mario Meva alle 22:20 di Ma dai cazzo. Alessandro Cavasso, si umili, salutami in live, grande Alessandro Cavasso, bellissimo, ci saluto pure papà a Waller proprio, però ti ho salutato. Alessandro Cavasso, che poi non mi ricordo, tu sei nuovo della live quello tu, perché non mi ricordo. Benny Visone, no, Benny mi ricordo di te invece, Fabri, Fabri da ricordo al Comic Con di scambia per quello di Alici come prima, no, pensavo che era un altro.
Ma ossia ma stiamo, dico questa cosa che è vera, e poi quando stiamo mesi a via e stiamo facendo una candida, belle buone qualcuno, oh, ma tu sei chi io sono tu contento, no? Ah, ma riconosci, ma tu sei chi le Alici come prima, cioè, e vai yes, ma quale Alici come prima? Ah no, dico, ma sono Frank e c'è Luca, insomma, ah, cosa così, no, vedete perché. Ma poi, io conosco se vogliono Alici come prima, fanno pure loro dei video, delle interviste a Napoli, ma non penso che mi somiglia a sto guaglione che fa, perché tiene una barba lunga, sempre c'ha questa barba lunga, tiene lente, tiene... ma assomiglia comunque, non è che è brutto, per carità, è pure bello, però non mi somiglia, non è che sta somigliando su... E poi ci manca male, perché dico, boh, è capitato due volte, tra l'altro, non è che capita, dice, beh, capita una volta, è capitato due o tre volte, fatto, dice, ma tu sei chi Alice come fa, ma Alice come prende una papà, e pure gli porta la barba così, però non è proprio un barbone, chi li porta a nascere il barbino e la porta proprio più così. Ma comunque c'è un po' di confusione. Allora, Salvatore Romano, fammi pubblicità alla mia pagina, ma te cagato cazzo, questi pubblicità. A camate pigliate, però attenzione, Salvatore Romano se la merita, ma tutti voi ve la meritate, no? Però Salvatore Romano mi ha fatto il pollo qui. Eccomi! Ah, grandissimo. Ciao! È tra su di Piette Pulvagno, grandissimo proprio al novantesimo. Al novantesimo. Franci, scusami Ciao un attimo, che ragazzi! voglio finire una cosa perché volevo ringraziare Salvatore Romano che lo voglio ci ha fatto che lo disegna. Non so se avete Sì, visto la pubblicato. Voglio ringraziare la sua pagina, si chiama Sasi Writer. È veramente bravo. Voglio, ha fatto a me a Piette Pulo tale quale che la matita si è mise in una giornata, ha fatto il faccio i cazzo nostri vicine, ha sì. fatto proprio un bel ritratto che spero di andarlo a prendere quando ci vedremo qualche giorno di questo e lo voglio ringraziare. Voglio Sasi Writer, io te l'ho trovato un po' Gesù che fa dei disegni bellissimi, quindi ok. Voglio Lo Pietepul, saluto vai. anch'io, lo saluto anch'io, lo saluto anch'io. Voglio cogliere anche l'opportunità di salutare Frattini, so che è un tuo caro amico, Fabrizio. Sì, a Frattini, già a Gigiu su Frattini, volevo recuperare stasera su Frattini, ma poi ha scritto il commento fra fate chi c'hai dalla porta, qualcuno dalla porta ci stiamo passi questo commento di schifecchio e quindi ha detto basta chiudo tutto basta Pasquale Frattini. Sì, però siamo proprio veramente purtroppo si trasuda sempre proprio Ma diciamo, purtroppo veramente ci sono hanno problemi. lo Ci sono so, però problemi partire poi proprio in internet subito a casa mia. sì, sì, no, già l'ho detto, già c'è rispetto, però comunque partire subito con la poesia perché veramente siamo veramente là al photo finish, vai. Va bene. Allora, Sì, ovviamente, l'hai già detto su cos'è. sì, ci ha spiegato che è una cosa politica, una cosa delle elezioni, penso. Va bene, allora parto. Vai. Le elezioni europee. Ci sta chi chiagna e chi si arrecrea. Si diceva che Renzi era un pagliaccio, ha vinciuto e salvati pacca la faccia. Berlusconi era un pregiudicato eppure Vavrenne qualcuno l'ha votato. Grillo era un dittatore ma ha perduto con onore. Ma cosa sconvolgente rimane a gente, ruppana a chi non tiene rinde. Noi giovani volimmo un cambiamento, magari con movimento, e invece niente. O PD ha vinciuto, l'italiano rimarranno i più grandi case caruto. Oh vivo! Gran finale Sono, con case cadute. Bello. Mi sono prolungato perché ovviamente meritava anche più tempo, però sono cercato di essere un poco più, come si dice, Sì, un no, poco Gis che era più... un po' più lunga del solito, però dici, ma a me mi piace sempre quelle un po' più brevi, insomma, a gusti miei, però comunque pure che Sacca aveva il suo perché, aveva il suo perché. Un grande finale, secondo me. con grande Vabbè, lo finale. ripeto, torno a ripetere. Sì, sì, un grande torno a ripetere che questa poesia, poi se la volete risentire andate a vedere su Frank e Cielo sulla pagina che la regista fra poco Pietepul qui. Sì, non lo so, come vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa, non lo so, Io perché siamo veramente quasi purtroppo non riesco a vedere come sempre la chat, quindi non so chi è in linea. Comunque vi saluto a tutti quanti proprio. Ragazzi, ultimamente stiamo facendo dei video molto divertenti, non so se vi è piaciuto Pappagallo, vi è piaciuto, scommetto, eh? sì, no, è Bravi. piaciuto assai, ma mi ha fatto piacere, c'è Git che mi ha fatto assai piacere questa cosa qua, non me l'aspetto, non ce l'aspettavamo, hai spiegato proprio tutta la storia, ci hai spiegato qua, qua, quindi sì, mi fa piacere. Ciao Git.
Oh, Presidente. Oggi è finale grande Oh, Ledo, non ve l'ha detto, ce l'ha detto. c'ha agito dopo, però c'ha agito già te cose, in momento dice se si vuole dire in live, oppure oppure ci capisci, dice stesse cose che dici e te le avrei in live. È fortissimo, quando la si vede quello in live è fortissimo, chi non sente più, cioè, io mi sente a me, comunque, non so come parliamo, come comunichiamo, ci vuole essere che bello telefono, o bello non sente più, quindi alla grande, ci sta una comunicazione veramente liscia, perfetta, io non lo sento più, ma non so voi, non lo sento più. Comunque, colgo, approfitto per salutare Virgilio che dice, fa prima devo andare, ci sentiamo dopo, se ci sei, se te voglio bene, usi 33, ah no, 33, cos'è? Salutami a Pitbull, non ti scusi tu sei buono, tu purista, io so, purtroppo troppa immigrazione a casa di Pietepulu, troppe i barconi, quelli là che vengono da Libia, vanno tu quanto soli nel suo centro di accoglienza, che non sta a Lampedusa ma sta a casa sua, internet, la rete si affolla e Pietepulu Galini. Però ce l'ha fatta io stesso, diceva, qualora non dovesse riuscire ad entrare, è riuscito a dire la poesia. Io spero che vi è piaciuto, fateci sapere, commentate, non lo so, si usa se l'avete sentito, perché poi se l'avete sentito solista così. Comunque andiamo a vedere. Problemi tecnici, voglio purtroppo grandi problemi tecnici che spero di risolvere, che stiamo facendo a 15 puntate non abbiamo mai risolto, però penso che posso prossimo anno di risolvere. Comunque, Antonia Menillo dice mi saluto Antonia, per un minimo di saluto Antonia, ciao Antonia. Poi ci sta. Cioè, Marco Callo, la mia domanda era: ma le cuffie le usi per sentire la musica durante la live oppure per non sentire a tua moglie? No, per nessuno intendo. Ma mi si facciamo perché tengo, non so perché mi ricordo che una delle prime live non si sentiva buono. Allora qualcuno mi diceva: metti dei cuffie, e immagini dei cuffie. Poi non ho mai capito se queste cuffie veramente servono a farci sentire meglio, cioè che a me mi ha sentito meglio, o non servono manco un cazzo. Secondo me non servono manco un cazzo, però nel dubbio io mi metto. Vabbè, dica, tanto non si può mai sapere. A fine casi mi leva, lo so. Allora dica, non mi fuori. E la cuffia che pesa, non è che ma ci mettono una seccia in capo, per dire. Cioè, non so cose, cioè, però so che sono inutili. Comunque, Pietepul Pilastro addirittura, penso che quindi questo è un grande, è un ok, penso che è piaciuta così Pietepul. Ciro Mangiavia, Fabri l'ha copiato, messaggi mi cangoppo, 4 voti, ma mi schifatano poco, no? Mi rendi triste, no? Ha già fatto il corso solo per te, no Ciro, assolutamente. Non ha già letto messaggi, che cerco sempre di leggere tutti i messaggi, ma non ha già letto messaggi, sempre mo Gabriele pure si sta rete perché sono mortificato, ma io leggo veramente tutto quello che scrivete, cerco di veramente di leggere tutto e non l'ha letto proprio tu, ti dico proprio la verità. Ma il voto non compare, non so cosa dirti. Per esempio questo l'ho letto, quindi non figurati, io voglio bene, sai, quindi niente di personale, niente di personale. Comunque andiamo sotto a leggere gli altri messaggi piano piano. Carmieva, Fabri, video se Mosifone perde. E questo è un commento più diverso rispetto a chi lo fa tra la porta. A me comunque del Mosifone non perde perché non funziona proprio, quindi questo comunque rimane un commento così. Purtroppo funziona con il Mosifone. Oppure sì, ci capita a casa mi si funziona il Mosifone, comunque si sta bene. Non so perché, forse che sono faccio sacchi virte, non lo so. Poi riscaldo l'aria, tengo bella l'aria calda o perché sono chi parla sempre, allora mi faccio la caparusto, non lo so, ma cosa mi sta buona. Anzi, in estate fa anche troppo caldo. Mannaggia, vorrei leggere gli ultimi commenti che sono arrivati, però purtroppo ogni tanto la mamma di YouTube cioè YouTube va in frega e non mi fa leggere perché mi tenga la mamma, questo ogni tanto lo devo dire perché è vero. Comunque andiamo a vedere un po' se sono arrivati altri commenti. Mi dispiace oggi sul fatto che è caduto Pietro pure perché purtroppo lo volevo far salutare, però purtroppo è caduto. Io tra poco però mi sono reso conto che sta finendo, si sta finendo la live perché io metto sempre un'ora, quindi poi sono le 22 e 29, vi faccio salutare tutti quanti e non vi leggo tutti i nomi perché voglio stasera siete tanti, cioè siete sempre 30, però il cappello è buono, escono nuovi nomi, o siamo sempre 30 però, fammi fa piacere perché sapete una piccola combriccola oramai si crea, voglio ci avremo un'orina da voto per la live e poi spero che in settimana riusciamo a fare, stiamo facendo altri video ovviamente, non so se riesce a scegliere video,
per questa settimana qua. Intanto vi ricordo, noi mi fa molto piacere, non passare la pagina dei Pantellas People e votate il nostro video, che è quello là per 20 milioni di euro, lo prendereste in culo. Mettete mi piace, mi fa assai piacere, voglio, se ci votano veramente vinciamo questo concorso e andiamo a fare un video con i Pantellas, e sarebbe una bella cosa per noi. Quindi questo è, voglio, ma raccomando, si date capito un quarzo che la città con la pezzo che andate capito. Ah, oh, ragazzi, votate Frank Cerrone a web. No, non capitan con cazzo, non capito. Cazzo stai dicendo? Sto dicendo una cosa, io che non capito niente. No, sto facendo tutta una cosa, sto facendo che non segui. Lascia stare, c'è la città, non ti preoccupare, sta città. Ma ci capi, no, la città un po' a Facebook, non ti preoccupare, lascia stare. Me lo puoi dire di nuovo? È molto spiegata, chissà, c'è una volta tanto su spiegata praticamente, parte la legge, che mi fanno nudo, ma è finito a finire canale. Cagazzo. Saluto a chi saluta, che poi ti spiegherò più a te, Ripeterlo, comunque io saluto a tutti quanti, ci sta Gesù misericordioso. No, già stavo, troppo non c'è. Ti saluta Virgilia, mi ricordo questa cosa qua. Anche io, ciao Virgilia, ti saluto. Ciao Virgilia. Vabbè, comunque mo Carolina, perché già stiamo a 32, se già non stiamo parlando da soli, quindi a attaccare, mi dispiace, perché poi Struna già è attaccata lì. Comunque saluto a tutti quanti, saluto PTV, ci sentiamo alle 21:30, vabbè, come sempre. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.